viene investito da una moto mentre va a scuola, dramma a San Martino di Lupari alle 7 del mattino. Il ragazzino è gravissimo, in ospedale a Padova, ferito anche il centauro. L'addio a Sofia Gambato, la 17enne morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre stava per entrare a scuola a Padova. Tutto il paese si è fermato oggi pomeriggio per il suo funerale. Un anno fa la strage del bus di Mestre, nel quale persero la vita 22 persone, una tragedia ancora viva nella mente di chi intervenì a prestare soccorso. Si aggrava la posizione dell'investitore di Via Piave, un commercialista di Milano molto noto a Mestre, ed il sindaco corre ai ripari volando a Roma per chiedere il ritorno dei lagunari in città. Maltempo da Vicenza a Treviso fino alla costa, l'allerta per rischio idraulico e idrogeologico resta alta, notte di mobilitazione per la protezione civile, aperta la sala operativa di Marghera. Autonomia, incontro oggi a Roma tra le 4 regioni apripista del ministro Calderoli, soddisfatto il presidente del Veneto Zaia, abbiamo incardinato il provvedimento, si partirà dalla protezione civile. Si è spenta a soli 59 anni per la Mazzolini, conosciuta a Padova per essere stata sposata con l'ex calciatore Nanu Galderisi. Da tempo viveva a Cremona, ma non aveva mai spezzato il legame con il Veneto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora un incidente gravissimo che vede come protagonista uno studente nel tragitto verso la scuola. È accaduto a San Martino di Lupari, lungo la Postumia. Il ragazzino ha 13 anni e stava attraversando davanti alle scuole. Non c'è stato un colpo. Mio fratello che abita sotto ha sentito fare come raschiare per terra e la moto è andata fino in fondo là. Pioveva di rotto poco dopo le 7 di stamattina tra via Brente e via Sant'Antonio, incrocio lungo la strada regionale 53 Postumia a Campagnalta di San Martino di Lupari. Stava andando a scuola lo studente di 13 anni investito qui mentre in sella alla sua bici stava per attraversare la strada diretto alle medie. A investirlo una moto condotta da un uomo di 56 anni residente in provincia di Treviso. Un impatto violentissimo di cui sull'asfalto qualche ora dopo resta questo, un pezzo di giubbotto, una scena terribile. C'erano 2 ambulanze, poi è arrivato l'elicottero, è andato giù dietro quella casa là. Un'ambulanza trasporta il motociclista all'ospedale di Cittadella, lo studente è gravissimo e per questo viene trasportato in elicottero all'ospedale di Padova, dove i medici stanno tentando di tutto per salvargli la vita. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Informata la procura, sia la bici che la moto sono state poste sotto sequestro. Una strada che resta molto pericolosa, la regionale che collega Treviso a Vicenza. È pericolosa perché siamo noi che la facciamo. 2 settimane fa è passato uno, ha sorpassato la colonna con ruota alta ancora, con la moto. Non è normale. Ed oggi pomeriggio l'addio a Sofia Gambato, la 17enne morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre stava per entrare a scuola a Padova. Tutta Campodarsego si è fermata per l'ultimo saluto. Rintoccano le campane in un pomeriggio di pioggia incessante quando la bara bianca viene accompagnata nella chiesa coperta di fiori e campanule viola, il colore preferito di Sofia. Ci sono tutti ad attenderla per l'ultimo saluto, stretti alle lacrime infinite della mamma, del papà, della sorella, della famiglia. Ci sono i compagni del liceo artistico Selvatico, la scuola che frequentava e dove poco prima di entrare è stata travolta. Ci sono gli amici della parrocchia, dell'asilo, delle elementari e medie, degli scout. Piange tutto il paese di Campodarsego, fermo nel lutto cittadino. Il sorriso di Sofia, i suoi 17 anni. Una chiesa grande ma troppo piccola per contenere le persone, tanto che molti seguono la celebrazione anche dal vicino Cinema Teatro Aurora. Sull'altare molti sacerdoti, nei banchi gli scout della squadriglia Volpi, loro fazzolettoni al collo. Durante l'omelia Don Leopoldo Voltan ricorda i valori dello scautismo e parla di Sofia come di un miracolo. Sofia nei suoi brevi 17 anni è stata un segno speciale di una possibile qualità del vivere, libera da paure, da violenze e da egoismo.
Nei giorni scorsi non è riuscito il miracolo della guarigione, ma in Sofia è riuscito alla grande il miracolo di una vita piena. Un grazie, Don Leopoldo, rivolge ai genitori per la loro capacità di perdonare e perché si stanno impegnando perché una tragedia così grande non si ripeta. Nel dolore infinito di giorni che mai nessuno avrebbe voluto vivere, un pensiero va anche ai compagni di classe di Sofia. Palloncini bianchi e viola sono pronti a colorare il cielo grigio nel ricordo di Sofia, anima bella. Un anno fa la strage del bus di Mestre precipitato dal cavalcavia, strage nella quale persero la vita 22 persone, una tragedia ancora viva nella mente di chi intervenne a prestare soccorso. Sentiamo la testimonianza di uno dei primi vigili del fuoco intervenuti. I bambini, no, l'evento ha toccato purtroppo anche i bambini, quindi quando dovevamo arrivare a quelle anime più piccole è inevitabile che ti abbassai psicologicamente, quindi ecco, quegli sguardi là e quell'approccio lì con la vita umana così debole, quello resta ancora in tutti noi. 3 ottobre 2023. Un anno dopo sono ancora vive le immagini nella mente di chi quella sera fu tra i primi a intervenire a Mestre, quando alle 19:45 il bus della società La Linea precipitò dal cavalcavia. Una caduta di 10 metri, le batterie che presero fuoco, 21 persone, dopo pochi mesi diventeranno 22, che persero la vita, tra cui l'autista Rizzotto. Uno scenario impensabile. E in quei 7-8 minuti che ci abbiamo messo dalla caserma fino al luogo, quello scenario era inimmaginabile. Ma in un contesto così sconvolgente, Giuseppe e i suoi colleghi sono riusciti a mantenere la lucidità per cercare di portare in salvo più persone possibile, nonostante per molte fosse già troppo tardi. È stato forse l'intervento più delicato al quale ci siamo approcciati nell'ultimo ventennio almeno, no? E abbiamo fatto sicuramente altri tipi di intervento, anche dopo quel 3 ottobre ne abbiamo fatti altrettanti di interventi, però di quella dimensione, almeno mi ricordo, non ne abbiamo fatti, quindi come a livello professionale credo sia stato l'intervento più difficoltoso da approcciare. Personalmente non mi sono reso conto di tutta quella dimensione. Quando ci siamo fermati invece un attimo, che abbiamo fatto le prime fasi di estrazione, no? Che abbiamo portato fuori circa 25-30 persone, e ecco, il momento più toccante per me che mi rimane ancora è forse aver visto tutte le bare di persone sotto il cavalcavia. Difficile cancellare dalla mente quei momenti. La scorsa settimana sono passato e ho visto ancora i fiori sul luogo. E ricordarselo quella sera con tutti quei lampeggianti e con tutto quello che presentava lo scenario non è ancora semplice, no? Sebbene soccorritori, sebbene addestrati, quando ci si ferma, come dicevo, la psicologia è anche nostra, quindi la debolezza, il confronto con gli affetti familiari, il confronto con la vita quotidiana c'è anche in noi. Restiamo a Mestre, si aggrava la posizione dell'investitore di Via Piave, noto commercialista di Mirano, conosciuto a Mestre. Il sindaco corre ai ripari volando a Roma la prossima settimana per chiedere il ritorno dei lagunari in città. La prossima settimana il sindaco di Venezia a Roma dal ministro Piantedosi per chiedere il ritorno dei lagunari in Via Piave lungo le aree cosiddette a rischio di Mestre. C'è qualcuno che scrive: non dobbiamo chiedere a nessuno per essere liberi. Si chiama anarchia. Con l'anarchia poi succedono questi fatti qua, succedono le prepotenze, la gente si fa giustizia da sola. Stiamo importando la manodopera, i delinquenti, li stiamo importando tutti noi, perché sanno che tanto non gli facciamo niente. Così il sindaco sull'investimento di Mestre, il problema della criminalità lungo l'asse di Via Piave e dei flussi di immigrati irregolari. Deve essere difesa da questo degrado, da queste. Sono come le zecche attaccate su una bestia, di una persona, di un uomo, di un corpo. Dobbiamo veramente renderci conto che ogni tanto non possiamo accettare tutto. Come non accettiamo le zanzare, oltre un certo limite va fatta la disinfestazione.
Nel frattempo peggiorano le condizioni di salute di Nello, il quarantenne napoletano è gravissimo, in coma farmacologico dopo l'investimento di Mestre del 30 settembre scorso per essere stato preso a martellate e poi travolto dal SUV che gli sarebbe passato addosso andata e ritorno per ben 3 volte, come testimonia anche un altro dei suoi amici tossicodipendenti, da noi cercato e incontrato lungo il sottopasso di via Ulloa a Marghera. Gli ha tirato il martello in testa, è napoletano, e l'altro gli ha tirato sulla schiena, non mi ricordo, sulla spalla, e è caduto, dopo è passato con la macchina. E con l'aggravarsi dello stato di salute del quarantenne travolto potrebbero aggravarsi anche i capi di imputazione a carico del suo investitore, un commercialista di Milano di 44 anni e molto noto a Mestre e a Spinea, dove ha i suoi 2 studi. La questione è davvero molto delicata e non posso dire niente. Certamente vi posso dichiarare che la stessa rabbia la provo anch'io. A Bassano ora con la cronaca, dove uno stalker è stato arrestato dalla polizia per avere perseguitato e minacciato una minorenne. È già in carcere a Vicenza un 24enne marocchino senza fissa dimora arrestato da agenti del commissariato di Bassano per aver perseguitato una ragazza minorenne con cui aveva avuto una breve relazione. Il giovane continuava a telefonarle con offese e minacce nei confronti di lei e della sua famiglia. Nei giorni scorsi l'aveva anche raggiunta alla stazione ferroviaria di Bassano, sputandole in faccia e allontanandosi di corsa dopo l'intervento di un passante. Il 24enne, dopo una chiamata al 113, è stato trovato nei pressi dell'abitazione della ragazza ed è stato accompagnato in commissariato. Qui ha dato in escandescenze ferendosi a una mano dopo aver anche minacciato i poliziotti. Curato al pronto soccorso, è stato quindi accompagnato in carcere con le accuse di atti persecutori, resistenza pubblico ufficiale, violazione del foglio di via e danneggiamento aggravato. A suo carico il questore ha applicato anche l'ammonimento per violenza domestica nei confronti della ragazza. Impressionante incidente poco prima di mezzogiorno tra Rosolina Mare e La Romea per una Porsche volata fuori strada e finita contro un albero d'alto fusto. L'albero, come vedete nelle immagini, è letteralmente entrato nel cofano dividendo in 2 l'auto fino quasi all'abitacolo. Gravissimo il conducente, che è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Padova. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Chioggia e Rovigo, che hanno estratto il giovane dall'auto affidandolo alle cure dei sanitari. Ed un altro incidente si è verificato nel pomeriggio in A4 tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia, coinvolto un mezzo pesante che si è messo di traverso bloccando di fatto l'autostrada. Pesanti i disagi alla circolazione per tutto il pomeriggio. Ed ora l'allerta meteo, quella che ci aspetta per le prossime ore. È di nuovo allerta arancione in diverse province della nostra regione. Andiamo nel Vicentino per vedere oggi la situazione, con 13 comuni che hanno aperto il COC. Nuova ondata di maltempo, pioggia battente prevista fino a domani, accompagnata da vento, e nel pomeriggio l'allerta diramata dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto. Arancione per criticità idrogeologica per il bacino Basso Brenta Bacchiglione, gialla sul bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone, allerta gialla per criticità idraulica in entrambi i bacini che insistono sul territorio vicentino. 13 al momento i COC aperti in tutta la provincia, squadre di Protezione Civile già in azione per distribuzione sacchi di sabbia in molti comuni del Vicentino e pronta a intervenire in caso di necessità. Segnalato nel pomeriggio qualche allagamento di strade nell'area berica. A preoccupare l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria. Continuo il monitoraggio dei canali in varie zone del territorio. Con la Protezione Civile del Comune di Brendola stiamo monitorando il livello idrico di 2 importanti scoli, lo scolo Cavazza che arriva dal Comune di Montecchio e dal nuovo casello delle A4 che ha alzato abbastanza i livelli, e il fiumicello Brendola. La situazione per ora è sotto controllo, li stiamo monitorando visto le precipitazioni abbondanti questa mattina, e poi verso mezzogiorno, a causa del forte vento che si è avuto qui in questa zona, un albero, un pino marittimo nel parco di Mascagni si è caduto a terra senza causare danni a nessuno. A Longare si sorvegliano le colline devastate dalle frane e rese fragili dalle piogge di 10 giorni fa.
COC che resta aperto e protezione civile attiva per il monitoraggio costante della situazione. Quello che è il rischio in questo momento vero è il tema appunto idrogeologico, quindi tutto il versante collinare ci spaventa, ci preoccupa e quindi il monitoraggio e il controllo è concentrato in questo momento in quella fascia particolare. Quindi attendiamo, vediamo adesso lo sviluppo. Autonomia, oggi a Roma incontro tra le 4 regioni, apripista ed il ministro Calderoli. Si è incardinato il provvedimento rispetto alle 9 materie, ovviamente non verranno trattate tutte contemporaneamente con una gradualità, si partirà dalla protezione civile e sarà l'occasione di dimostrare che stiamo parlando di un decentramento amministrativo che migliora la vita dei cittadini. Soddisfatto il presidente Zaia all'uscita dall'incontro che ha visto per la prima volta riuniti con il ministro agli affari regionali Calderoli i governatori di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per discutere operativamente di autonomia e delle 9 materie su 23 potenzialmente trasferibili fin da subito alle regioni. Per le altre 14 bisognerà attendere la definizione degli ormai famosi LEP, i livelli essenziali di prestazioni. Delle 4 regioni apripista sull'autonomia, il Veneto ha chiesto funzioni relative a 9 materie, la Lombardia 8, Liguria e Piemonte 6. La decisione unanime è stata quella di partire dalle funzioni relative alla protezione civile, materia richiesta da tutte e 4 le regioni. Penso che sarà necessario un ulteriore confronto con i ministeri rispetto alle funzioni, perché noi non chiediamo materie ma funzioni delle materie. Quindi non si andranno a creare i 20 ministeri ma si chiederanno delle funzioni all'interno dei ministeri, quelle che sono delegabili. Di giorno importante non solo per le 4 regioni ma per tutto il paese parla il ministro Calderoli. Così ci si renderà conto, dice, che è un'operazione di buon senso per attribuire alle regioni quello che possono fare meglio dello Stato, lasciando invece allo Stato ciò che è giusto nell'interesse di cittadini, famiglie, imprese e di tutto il paese. Di legge che finisce per scontentare tutti, dal nord al sud, parla invece il senatore Andrea Martella, segretario veneto del PD, che per l'abrogazione della legge Calderoli sta sostenendo il referendum. Io ho l'impressione che sia un incontro abbastanza di maniera per dire che si fa qualche passo in avanti, ma in realtà la maggioranza mi pare abbastanza incartata dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista delle risorse economiche che riguardano anche le materie non LEP, perché comunque incidono sull'assetto generale, e per quanto riguarda i nodi politici non risolti all'interno delle forze politiche della stessa maggioranza che hanno visioni diverse. Un'altra dolorosa notizia è piombata in queste ore a Padova. Si è spenta a soli 59 anni a causa di una malattia. Perla Mazzolini, conosciuta in città come Perla Galderisi, ex moglie di Giuseppe Nanu. Galderisi, il calciatore del Padova e della Nazionale, ora allenatore che aveva sposato e da cui si era separata. Da tempo Perla Mazzolini si era trasferita a Cremona, ma non aveva mai spezzato il legame con Padova, dove aveva vissuto a lungo, prima in coppia, poi da sola. Per anni aveva anche gestito un locale molto frequentato in centro città. Ed era questa l'ultima notizia per il TG del Veneto. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Dopo la sigla vi ricordo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.